Morto a 86 anni ad Asiago Ermanno Olmi, il cinema piange uno dei suoi più grandi registi nell'altopiano che lo aveva adottato, un giorno di dolore e cordoglio. Un'altra domenica di sangue sulle strade venete, 4 anziani morti nel Bellunese, nel Trevigiano e nel Rodigino. È accusato di violenza sessuale nei confronti di 3 piccoli calciatori negli spogliatoi, shock nella Marca per l'arresto del presidente di una società calcistica, l'indagine potrebbe allargarsi. Momento difficile per lo storico marchio trevigiano Pasta Zara, ha chiesto il concordato preventivo, ora alla ricerca di nuovi soci. Momenti di paura per il patron del Birano Summer Festival Paolo Favaretto, sorpresi i ladri in casa, viene colpito dai banditi, poi fuggiti. Iniziato alle 10 di stamane il giro di consultazioni indetto dal presidente Mattarella per chiudere la partita di governo, ma Movimento 5 Stelle e Lega sono ancora distanti e torna allo spettro del voto, ne parliamo stasera a Ring. Le penne nere del Veneto pronte al grande appuntamento della Donata Nazionale degli Alpini di questa settimana, l'onda festante in partenza per Trento. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati con la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano la notizia della scomparsa di Ermanno Olmi ad 86 anni in quella Asiago che l'aveva ormai da tempo adottato, lui bergamasco d'origine. Ebbene una notizia che ha fatto subito il giro non solo dell'Italia ma anche del mondo, uno dei registi italiani più apprezzati nel mondo, Ermanno Olmi, Palma d'Oro a Cannes nel 78 con L'Albero degli Zoccoli, il cantore spesso nel suo cinema dell'Italia contadina, delle campagne italiane di inizio secolo. Ovviamente una Asiago che si sveglia nel lutto e nel cordoglio per la scomparsa di Olmi. Allora ci racconta queste emozioni al telefono in diretta per noi la nostra Francesca Bozza da Asiago. Francesca. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Un gigante del cinema italiano, così il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini definisce il regista Ermanno Olmi, morto questa mattina all'età di 86 anni. Bergamasco di nascita, asiaghese d'adozione, Olmi era da tempo gravemente malato e da 3 giorni era ricoverato all'ospedale di Asiago, dove oggi il suo cuore ha smesso di battere. Accanto a lui figli Andrea e Fabio e la moglie Loredana, che non lo hanno mai lasciato solo. Regista autodidatta, pioniere nel campo del documentario, creatore di un linguaggio personale fuori da ogni schema, Olmi ha filmato film come Il tempo si è fermato, I recuperanti e La circostanza, e poi l'indimenticabile L'Albero degli Zoccoli, dove per la prima volta il dialetto come lingua è approdato sul grande schermo. Per noi quella di oggi è una giornata molto triste e dolorosa, perché con la scomparsa di Ermanno Olmi perdiamo un personaggio che ha scritto la storia di Asiago e dell'altopiano e che rimarrà per sempre nella nostra storia. Lo ha dichiarato Roberto Rigonister, sindaco di Asiago, che poi ha aggiunto: proclameremo un giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali e poi sicuramente dedicheremo a Olmi qualcosa di importante legato alla nostra città, perché il suo nome è destinato a restare per sempre legato ad Asiago e alla sua gente. I funerali del regista si svolgeranno in forma strettamente privata, come lui desiderava, in linea con una vita piena di affetti e amicizie, ma riservata. Al momento è tutto, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesca Bozza. Torniamo a parlare adesso di purtroppo vittime sulla strada, perché è stata un'altra purtroppo domenica di sangue sulle strade del Veneto. 4 le vittime anziane che sono decedute in 3 incidenti. Nel Rodigino un 90enne a Pontecchio Polesine che è finito in un canale mentre stava guidando la propria Fiat Punto, è successo nella mattinata di ieri. L'auto capovolta nell'acqua non ha lasciato scampo a questo 90enne che aveva perso il controllo della vettura, forse per un malore, dunque, ed è finito nel fossato. E poco dopo, a Pieve di Cadore, un altro terribile schianto, le vittime 2 in questo caso, e c'è anche un bambino ferito. Tragedia sulle strade bellunesi. Ieri pomeriggio, intorno alle 14:30, il dramma sul ponte Cadore lungo la statale 51 di Alemagna, nel comune di Pieve di Cadore. 2 auto si sono scontrate per cause ancora al vaglio dei carabinieri. In una Peugeot viaggiavano 2 donne di 70 e 77 anni, entrambe cortinesi. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato dalla vettura le donne e i tentativi di rianimarle da parte dei sanitari del SUEM, per le anziane purtroppo non c'è stato nulla da fare.
Nell'altra auto coinvolta nel sinistro viaggiavano un bambino e la mamma di Domegge. Entrambi rimasti feriti sono stati trasportati all'ospedale dell'Elisoccorso. Pesanti le ripercussioni al traffico, è rimasto parzialmente bloccato per consentire l'intervento delle forze dell'ordine e la rimozione dei mezzi. E la quarta vittima della terribile giornata di ieri è il 77enne di Villorba Mario Borghetto, che è morto a Povegliano nella mattinata di ieri intorno alle 10. Non era lui alla guida dell'auto, ma il conducente, appunto 45enne, che era il genero dell'uomo, e l'auto è finita fuori strada schiantandosi contro un platano. Sul posto sono precipitati i vigili del fuoco e il personale del SUAN 118. I due stavano percorrendo la strada per andare a una cerimonia della comunione. Nonostante però i tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore e per Borghetto, il 77enne di Villorba, non c'è stato, come dicevamo, nulla da fare. Un altro incidente stavolta sul lavoro, sui suoi campi. Un 50enne della Bassa Padovana è rimasto gravemente ferito dalla sua motozappa. Grave incidente domestico ad Anguillara, Bassa Padovana. Un uomo di 52 anni stava arando il proprio terreno, che si trova di fianco alla sua abitazione, quando improvvisamente l'avambraccio destro è rimasto incastrato tra le lame della motozappa che stava utilizzando. Immediatamente sul posto i vigili del fuoco per smontare l'attrezzo, i carabinieri per ricostruire l'accaduto insieme ai tecnici dello Spisal e naturalmente l'elisoccorso del 118, che appena l'uomo è stato liberato lo ha trasportato all'ospedale di Padova, dove si sta valutando in queste ore la probabile amputazione del braccio. Ed ora lo shock nella Marca trevigiana per la notizia dell'arresto, gli arresti domiciliari del presidente di una società calcistica dell'area castellana, con un'accusa pesantissima, quella di violenza sessuale su minori continuata e aggravata. 3 sarebbero le vittime di questo presidente di questa società calcistica, però potrebbe allargarsi anche l'inchiesta della procura. Li avvicinava negli spogliatoi, poi li molestava. È stata una delle piccole vittime, tra i 9 e i 10 anni, che è rientrato a casa e ha raccontato tutto alla mamma. La donna, sotto shock, si è recata dai carabinieri ed ha presentato denuncia. Immediate le indagini dei militari dell'Arma. Dopo la prima segnalazione, altri 2 piccoli hanno raccontato la medesima storia, dichiarazioni che concordavano. Ad essere accusato di violenza sessuale su minore continuata ed aggravata, il presidente di una società calcistica della Castellana. Un'inchiesta che fra l'altro potrebbe allargarsi. I militari nelle prossime ore sentiranno altri bambini della stessa società. Il presidente 57enne ora si trova agli arresti domiciliari. Per ora nessuna dichiarazione dalla squadra calcistica, anche se potrebbe arrivare presto un comunicato ufficiale. Intanto i genitori, preoccupati per la notizia, vogliono sapere tutta la verità. L'uomo era molto conosciuto prima come allenatore ed ora come dirigente della società. Sabato mattina era stato interrogato dal giudice cercando di ridimensionare gli episodi che gli sono stati contestati. Sempre nel Trevigiano, ma questa è un'altra notizia che ci fa spostare l'attenzione dalla cronaca all'economia, ma un'altra notizia importante che fa scalpore nel momento difficile che sta passando uno dei marchi storici della Marca trevigiana, la pasta Zara di Riese Pio X, che esporta i propri prodotti in tutto il mondo e che sta attraversando dunque una fase delicata con la richiesta del concordato e si cercano anche nuovi soci oppure il percorso di un aumento di capitale. Un marchio simbolo dell'economia trevigiana, Pasta Zara sta attraversando un momento delicato sfociato nei giorni scorsi con la richiesta di concordato. L'azienda di Riese Pio X è alla ricerca di nuovi fondi da far entrare nel capitale sociale, oppure, tra le ipotesi prese in considerazione per ridare ossigeno alla storica impresa, la sottoscrizione di un aumento di capitale. I vertici di Pasta Zara hanno sempre mantenuto la massima trasparenza con i dipendenti, comunicando loro lo svilupparsi della situazione, continuando comunque puntualmente a saldare loro le competenze. Sulla vicenda intervengono i sindacati. L'azienda ha un buon fatturato, produce e vende, ha un buon portafoglio clienti, è entrata nel tunnel della crisi soprattutto per colpa delle banche, spiega Sara Pasqualin, segretario generale FLAI CGIL. Siamo in attesa di novità, prosegue, non ci attendiamo esuberi.
Parliamo ancora di imprenditori, ma questa volta ritorniamo a parlare di cronaca con i carabinieri che hanno arrestato una coppia, marito e moglie nel Padovano, operanti nel settore agricolo, che dal 2011, secondo quanto accertato dalle indagini, sfruttavano manodopera clandestina. Decine di stranieri sfruttati e tenuti quasi in stato di indigenza. Contestualmente agli arresti è eseguito anche un decreto di sequestro di immobili riconducibile all'imprenditore del valore di oltre 600.000 euro. I lavoratori infortunatisi durante il lavoro erano costretti a mentire ai sanitari, secondo quanto emerso dalle indagini, per non perdere il loro posto di lavoro. Adesso a Milano, con la paura vissuta da un noto imprenditore mestrino, nonché ideatore del Milano Summer Festival, tu per tu con i ladri che gli erano entrati in casa. Ci racconta questa vicenda Anna Maria Parisi. Anna. Paura a Scaltenigo di Milano sabato sera durante l'ora di cena, quando è avvenuta una violenta rapina in casa ai danni del patron del Milano Summer Festival, Paolo Favaretto. Era in casa, stava cenando, quando stava guardando la TV, quando si è accorto che in cucina c'erano delle ombre, due le ombre, quindi di corsa esce dal retro ma viene aggredito improvvisamente. Paolo Favaretto si è ritrovato con un asciugamano in testa che gli copriva la vista ed è stato colpito violentemente ai fianchi dai due aggressori, che poi sono scappati a piedi. Questo secondo il suo racconto ai carabinieri ieri, domenica, quando si è recato per presentare regolare denuncia di quanto accaduto. Racconta che si trovava nella sua villetta di via Formiga, appunto a Scaltenigo di Milano, quando è stato buttato a terra e poi coperto con un asciugamano in testa, quindi è stato steso per terra e preso a pugni violentemente sui fianchi, come già detto. Avrebbe visto i due intrusi allontanarsi di corsa dal giardino, ma non è riuscito a fornire altri elementi identificativi ai carabinieri. Nulla di grave a livello fisico, a parte qualche contusione e naturalmente tanta la paura e lo shock. Subito sul posto le forze dell'ordine, che hanno avviato gli accertamenti anche in seguito, come già detto, alla denuncia da lui fatta ieri pomeriggio, domenica. E da Milano è tutto, linea allo studio. Adesso grazie Anna Maria Parisi per il suo racconto di Milano, adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque inizia la settimana che porterà alla grande adunata nazionale degli alpini a Trento dall'11 al 13 di maggio, ed è la grande famiglia delle Penne Nere che si sta preparando ovviamente in tutto il Veneto. Tra i tanti momenti degli ultimi giorni scegliamo quello di sabato pomeriggio, quando durante la messa a Monteberico è stata la lampada della pace, è stata benedetta e portata nei sacrari per partire poi alla volta di Trento. Lo vediamo la cerimonia di sabato. Questa lampada è stata nei sacrari del Pasubio di Cimagrappa, di Tonezza, di Asiago, ma anche all'Altare della Patria, al Pantheon in Francia e a fianco della Croce Nera in Austria. Un viaggio nel nome della pace, un pellegrinaggio iniziato in occasione della ricorrenza del centenario del primo conflitto mondiale, per iniziativa della delegazione vicentina dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon. Un simbolo che aprirà il corteo delle Penne Nere vicentine alla Dunata Nazionale di Trento. In una città che guarda alle Alpi e in cui lo straniero di una volta oggi è un fratello, i vicentini sfileranno ricordando il sacrificio di chi ha dato la vita nei campi di battaglia. I battaglioni alpini che difesero la città di Vicenza furono benedetti dal Vescovo qui a Monteberico, e per noi è stato un momento molto importante da ricordare. Per questo siamo qui oggi. Oggi ci accingiamo a fare la partenza della lampada votiva e della bandiera Jesus per la Dunata Nazionale di Trento, visto che è già 3 anni che la sezione di Vicenza
fa passare su tutti i monumenti della città, della provincia, questa lampada per la pace. Le penne nere vicentine potrebbero essere 8.000. Questo pomeriggio la lampada è stata benedetta e accesa durante la Santa Messa a Monteberico. Inizia così la lunga settimana degli alpini proprio dal piazzale di Monteberico, che lo stesso Cherubini ha definito il più grande monumento alla Grande Guerra. La Grande Guerra, la tradizione della memoria verrà ripercorsa anche durante la tappa del Giro d'Italia che arriverà a Nervesa il 18 di maggio. La carovana rosa è partita venerdì da Gerusalemme, come sappiamo c'è stata anche la doppietta delle tappe vinte dalla veronese Viviani e arriverà, come dicevamo, in Veneto il 18 di maggio a Nervesa della Battaglia, quindi una tappa della quale lo sport avrà un connubio anche con la memoria. Il manto stradale è appena rifatto, gli striscioni rosa stesi sulle terrazze, le biciclette sulle rotatorie, drappi rosa ovunque ed una gigantografia ad hoc allestita davanti al municipio. A Nervesa tutto è pronto per ospitare il Giro d'Italia. Venerdì 18 maggio la 13ª tappa della Corsa Rosa arriva qui. È un sogno che si sta realizzando per il mio comune di Nervesa della Battaglia, quello di avere un evento sportivo di carattere internazionale, perché il Giro d'Italia è visto in 5 continenti, ma è un sogno che si sta realizzando in un momento particolare della nostra comunità di Nervesa ed è quello delle commemorazioni dei 100 anni della battaglia del Solstizio. Connubio tra sport e storia che amministrazione comunale e comitati sportivi hanno voluto sottolineare, suggerendo agli organizzatori il disegno del finale di tappa. Certamente io ho chiesto all'organizzazione del Giro d'Italia di cercare di predisporre un percorso in modo tale che i ciclisti potessero appunto passare vicino a questi monumenti e rendere gli onori ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Dopo il primo passaggio a Nervesa, infatti, i corridori imboccheranno la strada panoramica del Montello, sfiorando il Tempio Ossario, per poi immergersi nei luoghi della battaglia del Solstizio. Cippi, reperti, monumenti e toponomastica. Qui tutto ricorda i combattimenti della Grande Guerra, in una sorta di percorso a tappe lungo la storia. Santa Croce del Montello, Santi Angeli, quindi discesa lungo la dorsale fino a Bavaria, a lungo fino ad Arcade e poi arrivo, quasi certamente in volata, lungo questo rettilineo. No, non voglio fare pronostici, mi piacerebbe naturalmente che la tappa di Nervesa fosse vinta da un italiano. E a proposito di memoria della Grande Guerra, continua il nostro viaggio dedicato agli oggetti della Grande Guerra e questa volta vi parliamo di una lampada portatile particolare. Questo è un oggetto normalmente avevano quasi tutti i soldati, questo è austro-ungarico, fabbricazione austro-ungarica. Avevano questo oggetto per illuminare la sera, per vedere qualcosa, cosa che mangiavano, soprattutto cosa mangiavano nella loro vita. Una lanterna per dare un po' di luce alla vita in trincea. Ritrovata in una soffitta dopo oltre 50 anni di oblio, mostra la fame di chi la Grande Guerra voleva dimenticarla. Si apre così, al libro, diciamo così, viene chiusa, qua viene messo la candela. Non so che invece l'assalto con questi, non davano assalto, questi penso che sia roba praticamente di retrovie, non proprio in prima linea. Fa specie sentire gli scatti delle cerniere e toccare le lamelle d'ottone e questi vetri, pensando a chi utilizzando la sua luce riusciva a mangiare, ma anche scrivere e forse leggere qualcosa. È perché questa è pieghevole e in ottone. Un oggetto che racconta di come in quel tempo ogni tecnologia, dalla più semplice a quella più sofisticata, fosse pensata per la guerra e per i soldati. Si adattava molto bene alle cose dentro sul zaino praticamente, per prendere poco posto sul zaino soprattutto. Alla fine era quello il scopo, prendere poco posto sul zaino, perché i soldati sul zaino avevano il loro corredo. E vedere come a distanza di un secolo questa lanterna continua ad essere efficiente, ad aprirsi e comporsi in pochi e semplici movimenti, dà il senso della cura, anche nei particolari, per gli oggetti a corredo di chi combatteva. Ma perché noi dobbiamo ricordare con questi oggetti, secondo lei? Perché se no altri si dimentichiamo di tutto. Praticamente, come diceva prima, le grandi imprese, i sacrifici umani diventano inutili solo quando li si dimentica.
Importante dunque mantenere la memoria e dunque il nostro viaggio continua anche grazie a voi, come sempre, un luogo, un oggetto, una storia, e per segnalarci i vostri oggetti lo potete fare come sempre con un sms o WhatsApp al 340 321 8728 oppure con una mail a treviso@antena3.it, scusate. Dicevo Ring perché stasera torna Ring dalle 21:15, la politica alle corde, e gli occhi sono puntati ovviamente sulla politica. Se ne parlerà questa sera ovviamente nel nostro talk show dedicato alla politica. Una mattinata importante questa, che si è da poco conclusa al Quirinale, perché c'è stato il giro di consultazioni da un giorno che era stato indetto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e la conclusione del Capo dello Stato è che non c'è ancora nessuna intesa tra le forze politiche nelle consultazioni di questa mattinata, e dal Quirinale si fa trapelare l'intenzione di varare in tempi brevissimi un esecutivo di tregua. Se questo governo non dovesse trovare sostegno in Parlamento, anche il ritorno alle urne potrebbe essere un ritorno lampo, e quindi addirittura un'ipotesi di un voto a luglio. Quanto emerge da Roma proprio in questi momenti, c'è stato appunto l'incontro con la delegazione del centrodestra e del Movimento 5 Stelle, con Matteo Salvini, che ha sostanzialmente ribadito che è pronto per formare un governo di centrodestra e non certo a spaccare l'alleanza con Silvio Berlusconi, come invece aveva chiesto Luigi Di Maio, il leader del Movimento 5 Stelle, che aveva posto ulteriormente questa condizione per un governo insieme. No ai governi tecnici da entrambe le parti, quindi ora tutto è davvero nelle mani di Sergio Mattarella. Potrebbe rispuntare anche una carta Casellati con il Presidente del Senato per questo governo, diciamo, di tregua, così definito, per in breve tempo rifare la legge elettorale, ma appunto verrà deciso questo in giornata dal Capo dello Stato. Quindi questa sera a Ring 21:15 potremo assistere quindi alla discussione proprio su questi temi, che sono temi della giornata di oggi, ma ci sarà anche lo spazio per parlare del caso Tornelli a Venezia. Lo ricorderete, la polemica sui varchi per gestire i flussi dei turisti, e ci sarà in studio l'assessore al turismo, alla gestione dei flussi turistici, Paola Marr. Questo alle 21:15 con Ring. Fra pochissimo invece c'è ore 13 dopo il nostro telegiornale, e si parlerà di Alzheimer, e si parlerà anche di domiciliarità degli anziani, quindi un altro tema importante, e poi 20:10 per parlare questa sera, prima di Ring, di penne nere, per parlare di adunata nazionale degli alpini con il cerimoniere dell'adunata del 2017, il generale Renato Genovese. Questi gli appuntamenti dunque, adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Qualche pioggia ancora su parte delle nostre regioni, ma tende a migliorare col passare delle ore. Sul Veneto sin dal mattino il cielo sarà molto nuvoloso e a tratti anche coperto, con occasionali piogge sul Bellunese e inoltre sui rilievi vicentini e veronesi. Più asciutto invece altrove. Fenomeni in cessazione entro la nottata. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 20 e 25 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Qualche residuo piovasco al mattino possibile sui rilievi, ma migliorerà presto con fenomeni in cessazione già dal pomeriggio. Buono altrove, con cielo poco nuvoloso e con qualche addensamento sui settori costieri. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, le massime saranno piuttosto gradevoli, comprese tra 23 e 26 gradi. Condizioni di maltempo sul Trentino Alto Adige. Il tempo sarà molto instabile, infatti, con rovesci e temporali anche di moderata intensità, possibili un po' su tutti i settori della nostra regione, dove comunque migliorerà entro la nottata. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 20 e 21 gradi circa.
Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.